prorogate sino al 30 di settembre. A quasi 100 anni di distanza prosegue l'impegno per l'identificazione dei caduti della Grande Guerra, grazie ad un progetto unico in Italia attivato dalla Regione Veneto all'ULSS 6 di Vicenza. Cercare di dare un nome e un volto ai resti dei caduti della Grande Guerra. È quello che si propone di fare il centro attivato dalla Giunta regionale del Veneto, che ha individuato l'ULSS 6 come referente per questo progetto unico in Italia. Grazie ad un team di medici legali ed antropologici si potrà procedere ad accertamenti secondo un protocollo disciplinato dalla legge sui resti scheletrici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, che sempre più spesso sono oggetto di ritrovamenti casuali da parte di escursionisti o recuperanti, spiega il dottor Andrea Galassi, direttore dell'unità di medicina legale del San Bortolo, dove ha sede il centro regionale. Una cinquantina solo nel Vicentino in questi ultimi anni, sottolinea il dottor Galassi, rinvenimenti di resti scheletrici, non tutti riconducibili a caduti della Prima Guerra Mondiale, come nel caso del corpo di un escursionista trentino scomparso 23 anni fa e ritrovato sul Pasubio. Di qualche anno fa, invece, la scoperta di una fossa comune sul altopiano dei Fiorentini. Qui sì, i corpi di 7 artiglieri della Grande Guerra. Fondamentale per il lavoro del centro regionale, evidenzia il dottor Galassi, il dialogo e la collaborazione non solo con le autorità militari e giudiziarie e le istituzioni, ma anche con le associazioni come il CAI e Recuperanti. Tra queste anche la Croce Nera, associazione austriaca che collabora con il Ministero della Difesa con lo scopo di mantenere viva la memoria dei militari caduti nei conflitti mondiali e a tal fine censisce i luoghi di sepoltura di soldati austriaci anche all'estero.